Una banda di predoni pronta a tutto, attenti, meticolosi e aggressivi, una quindicina i colpi che avrebbero compiuto in pochi mesi razziando le case di anziani, famiglie in tutto il Veneto, una decina i componenti tutti albanesi con precedenti penali specifici, 2 quelli finiti in manette e gli altri sono denunciati. La banda si preparava a lasciare il paese con il bottino. Abbiamo decapitato quello che era un pericoloso sodalizio criminale composto da soggetti tutti di origine albanese, da tempo nel territorio veneziano, che per il loro modus operandi partivano proprio da Mestre per compiere vere e proprie razzie anche in altre regioni. Un'indagine è partita un paio di mesi fa dopo il furto trasformatosi in rapimento e aggressione di un'anziana settantenne di Maerne di Martellago, accaduto il 27 marzo scorso. L'anziana era stata svegliata nel cuore della notte da dei rumori e si era trovata di fronte a 2 banditi che non avevano esitato a picchiarla e a trattenerla con la forza. Loro erano abilissime, individuavano degli obiettivi spesso in zone isolate, spesso abitate da persone anziane e sole, e quindi quelli che erano dei furti spesso degeneravano in rapina. A far prendere la giusta via all'indagine il ritrovamento da parte dei carabinieri di Martellago del borsone degli attrezzi usati dalla banda, borsone, come hanno appurato i militari, che l'organizzazione lasciava il giorno stesso del sopralluogo all'abitazione e andava a riprendere il giorno successivo al furto. Questa volta però appostati c'erano i militari che hanno iniziato un'attività di pedinamento. In 2 mesi la banda ha fatto numerosi altri colpi, oltre che nel veneziano anche nel trevigiano, a Castelfranco Veneto, l'ultimo nella notte del 28 maggio. Quello del 28 appunto da furto è degenerato in rapina, ai danni di un anziano che è stato ripetutamente colpito. Particolarmente mobili partivano da Mestre per colpire in tutto il territorio e rientrare il mattino seguente. Per evitare le pattuglie notturne si inserivano nel traffico mattutino dei lavoratori. Organizzatissimi, con arnesi professionali smontavano balconi, rendevano inoffensivi telecamere e allarmi, spegnevano eventuali luci che li potevano far scoprire. Predoni questi pronti ad ogni evenienza. Loro non escludevano il fatto di poter esercitare violenza ai danni delle vittime.